Il rischio è la paralisi, no? Perché poi qualcuno deve attuare le iniziative del governo, però non possono essere sempre i comuni gli interpreti di queste iniziative. Comuni con gli organici già all'osso, se dal 1° gennaio, con l'avvento dell'assegno di inclusione che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza, una parte del lavoro finora svolto dall'INPS verrà delegato, come prevede l'attuale norma, agli uffici dei servizi sociali, nei municipi sarà il caos. È Mario Conte, nella veste di presidente dell'ANCI Veneto, a lanciare l'allarme. Una misura vitale per chi la percepisce non può essere gestita da enti, i comuni, già oberati, dice. Concordiamo sul fatto che andava rivisto il reddito di cittadinanza, siamo un po' perplessi sulle modalità di applicazione del nuovo intervento sociale, perché se dovesse ricadere ancora una volta sul personale dei servizi sociali dei comuni, il problema diventerebbe nostro e francamente oggi non siamo in grado di garantire un servizio che per i cittadini è essenziale. L'appello che faccio al governo è quello di rivedere le modalità. In Veneto e in generale al nord i numeri del reddito di cittadinanza non sono esorbitanti. I nuclei percettori, tolti gli oltre 2000 cancellati in questi giorni tramite l'ormai famigerato SMS dell'INPS, sono nella nostra regione poco meno di 33.000, ma anche solo qualche centinaio di pratiche, secondo Conte, rischierebbe di mettere in crisi gli uffici cui verrebbe demandato un ruolo di valutazione di ogni singolo caso. Il grido di allarme che viene sollevato dai sindaci o anche in questo caso dal Presidente Conte come ANCI Veneto è chiaramente un grido d'allarme assolutamente da ascoltare, quindi per quello che potrò, insomma, come direttore regionale dell'INPS me ne farò carico. Tra l'altro, i 2141 nuclei familiari a cui il reddito è stato sospeso devono, in caso di figli, provvedere ora a presentare domanda per l'assegno unico, che prima veniva erogato automaticamente, un altro ostacolo che il direttore regionale dell'INPS si impegna a fare presente. Oggi pomeriggio chiamerò in direzione generale dell'istituto per capire se ci sono le condizioni e quali siano eventualmente per facilitare i cittadini e le famiglie.